Naze, adesso una cosa, Eite in continente la eterna caste maledia, in non si stresse. E la poesia con l'annao, e io me l'annao e ho lisso, Antuso, anche Mina, anche Angela, che Carnero, che sono i nomi dei figli, e le rigirano sul rizzo, sono povere dal traballo, e cominciano ad andare in eterna e tutto su questi stress. E si crea a quel punto, mi fa, solo che a Nugoro, anche grazie a te Franco, sa propria cosa, pure il Nugoro lei che è tutto sul prego dei stress. Io non l'hai, una nominazione, si sa che teniamo si stress e pure non l'hai. E poi mi fa, ma da lei, e se do la Bibbia di stress? Si stresse. Una zia de 20 anni si la canta tesse tesse. Oye, minores hermanos, la chiama tutto si stresse. Ia caste maledia, non hai inteso mai, dai gando una schia, maledia malagai. A chi è buona d'impresse, sempre la molinatura, neanche le piega si stresse e non si dà gatta cura. Il terrore, oi ai, mai Dio scherza mai. Tocca ad andare a bello e comparso cada tanto. Casinono, su cancello saperi, de Camposanto. Sa vita è una chimera, una dritto, una invece, ma con fide e preghiera non imbuca così stresse. Sa moderna maledia, se si chintra dal guai, i promuore di usia, in tutt'ove che sungai, in noghe, in continente, canto tribula sa gente. Tocca da compadresse, catene tutto si stressa. Un onore magno. Ringrazio il suo relatore, a cominciare paese storico valente Gianluca Scrocco, Claudia Zuncheddu, assessore, su dottor Solinas, Ivo Murgia, io sono giovane, un anno non de belle speranze, de belle realtà. Ha già oggi una vaina importante su Ampue Salim Basalva. E ha scritto questo libro in Degano, scancun annalo, ma se il Mandrone in Degano si descrive dei libri, e oso Rennessi a scrivere solo gustos. E messo sta umeda. L'ha scritto dai suoi 2001 a suoi 2011, però sa un camea questo libro che viene dai anni e anni e anni, messi dai 40 anni. Io in scuola insegnando mi rendio conto che non vivo di Sardina, il suo programma, il suo libro, non vivo pro nulla, manco l'umanità, di storia. In scuola si studia da che raza? Si vuole dimandare a uno picciocco, a uno dischente, intesamente a questa storia, guerre mondiali, guerre dei 100 anni, guerre dei 30 anni, guerre di successione, sono guerre. O si studia papas, imperadores, res, o fattos politicos e militari. Ma non bessi storia essa gente. Ves tutto, ma non bessa gente, sa vita essa gente. Sa economia, sa cultura, sa lingua, sa spregadoria, non besta. E tale a pensare di scrivere appunto questo libro. E sono partito da un'idea, in essa mea, ed è un giornalista manno, si nava Gaspare Barbiellini Amidei, io usizzeri della presidenza della Repubblica per una ventena di anni e ha scritto un bello libro, pare su un usardo, un bacchissimo pandino. Questo libro del Gaspare Barbiellini Amidei è un giornalista amato del Corriere della Sera, si narra il minus valore. Itenava Gaspare Barbiellini Amidei il minus valore. Gli uomini ricchi rubano da sempre agli uomini poveri parte del loro lavoro, che va a costituire il profitto, il plus valore, quello che Marx chiamerà appunto profitto e plus valore.
Ma Gaspare Barbellini Amiredi aggiunge: ma gli uomini ricchi non rubano solo agli uomini poveri lavoro, rubano anche memoria, identità, storia, cultura, lingua. Io ho parafrasato quest'idea brillante di questo giornalista del Corriere della Sera e mi sono detto: posso applicare quest'idea alla Sardegna. Gli stati ufficiali rubano alle patrie, piccole patrie, ai popoli, alle etnie minori, ai popoli marginali, rubano non solo soldi, economia, attraverso il colonialismo interno, rubano anche memoria, identità, storia, cultura. Io sono partito da quest'idea per scrivere questo libro. Cioè noi siamo stati defraudati, derubati della nostra storia, che quando non è stata sepolta è stata manomessa. Ci hanno raccontato delle balle, non ci hanno raccontato la verità. Ci hanno detto per secoli e secoli storia romana, storia sabauda, storia bizantina, storia catalana, storia aragonese, storia spagnola, storia addirittura vandala. E la storia sarda sepolta, perché hanno parlato dei dominatori, non hanno parlato dei sardi, hanno parlato dei grandi personaggi, grandi, spesso personaggi criminali, altro che grandi, però vengono chiamati dai libri di storia grandi, ma non ci hanno detto, non ci hanno parlato della storia di noi sardi, perché c'è ancora questa concezione orrenda in Sardegna e in Italia, che la storia sia fatta dai cosiddetti grandi, o che la storia sia la storia generale, universale. È un'astrazione. Non esiste la storia italiana, esiste la storia di tante regioni, popoli, città italiane. Non esiste la storia europea, esiste la storia di tanti popoli, città, e stati e nazioni europei. Per cui io sono voluto partire in questi due libri dalla storia locale, dalla nostra storia, dalla storia della gente. Anche perché studiando Brecht mi sono reso conto di una verità che lui ha raccontato. Ma perché dobbiamo parlare sempre di Cesare, veni, vidi, vici, sempre di Cesare e mai del cuoco di Cesare? Ma il cuoco di Cesare avrà avuto pure qualche importanza nelle vittorie di Cesare. Non se ne parla mai. Ecco, io sono partito da queste idee per costruire questa letteratura, secondo due criteri. Intanto è letteratura e civiltà della Sardegna, non è letteratura della Sardegna, perché la letteratura è civiltà, esprime la civiltà di un popolo, la vita di un popolo, l'esistenza di un popolo. Se non è così, se la letteratura si riduce a mera formalità, a luccichio formale, lo diceva già Pierpaolo Pasolini, la letteratura è un residuo retorico, se non si sostanzia della vita e dell'esistenza dei popoli e degli individui. Come ho scelto gli autori? In base a due criteri. Primo, il criterio della validità artistica, letteraria, linguistica. Secondo, il criterio dell'identità. Primo, il criterio della validità artistica. Qui prima, non lo vedo più, c'era il nipote di Montanaro. Ah, c'è ancora, eccolo qua. Io mi sono sempre chiesto, ma perché devo studiare Prati, Aleardi e persino Carducci o Pascoli e non Montanaro? Ma che cosa ha da invidiare la lirica di Montanaro rispetto alla lirica dei poeti italiani che si studiano nei libri di testo? Niente. Ma cosa ha da invidiare Peppino Mereu, di cui abbiamo sentito una canzone, rispetto ai poeti maledetti francesi? Niente. È perlomeno sullo stesso livello. Ma questi si studi, i poeti maledetti francesi e Pascoli e Carducci si studiano e i nostri no. Addirittura qualcuno fa lo schizzinoso persino con Grazia Deledda. Ma non era granché, non era molto colta, non conosceva l'italiano.
Ma vogliamo scherzare? Mondigliani, uno dei più grandi critici italiani, dice che ha la potenza narrativa ed espressiva dei fratelli Karamazov di Dostoevskij. E noi ancora a fare gli schizzinosi nei confronti di un premio Nobel, l'unico premio Nobel donna che l'Italia ha avuto finora. E noi a dire che, non capendo che Grazia Deledda utilizza quel tipo di lessico perché è bilingue, pensa in sardo e scrive in italiano. Ma questa è una ricchezza che accresce la sua capacità narrativa, non un limite. Per non parlare poi degli altri. Pansa, che se ne pensa sulle sue posizioni politiche, quando venne qualche anno fa a Cagliari, gli si chiese come è diventato giornalista. Giampaolo Pansa, anche scrittore oggi, come è diventato giornalista? Leggendo i libri di Emilio Russo. Ma sono dei capolavori assoluti, non solo per la narrazione, per i contenuti, ma per la forma, per quell'ironia sottile, forte che è presente in Lussu. Quell'ironia che Lussu dirà non è mia, è sarda, atavicamente sarda. Come sarda è l'ironia di tanti nostri scrittori, a iniziare dalla poesia di Maddalena Frau e di tanti altri. E questa ironia noi non vogliamo valorizzarla. L'ironia come arma di difesa dei deboli o dei non forti o potenti o prepotenti. C'è poi il criterio, secondo criterio che ho scelto, l'identità. Tra parentesi, non ho scelto il criterio della lingua, per cui troverete in questi due volumi autori, intellettuali, scrittori, poeti che scrivono in latino, Sigismondo Alquer, in catalano, in castigliano, in italiano e in sardo, perché noi storicamente non siamo monolingui, siamo bilingui, trilingui e anche di più. Alquer conosceva 5 lingue. Noi dobbiamo valorizzare la nostra ricchezza anche linguistica. Io che sono, molti che mi conoscono lo sanno, assolutamente favorevole all'utilizzo del sardo in tutte le occasioni, non solo private ma ufficiali, e all'insegnamento del sardo come lingua curriculare nelle scuole di ogni ordine e grado. Sostengo però che noi non possiamo limitarci a scrivere una letteratura e una civiltà della Sardegna con i soli autori in lingua sarda. Questo sarebbe un impoverimento, sarebbe autolesionista e suicida. Proprio perché noi vogliamo valorizzare il sardo, dobbiamo anche conoscere gli scrittori che, pur utilizzando la lingua dello Stato italiano, penso a Cicitu Masala, quelli delle labbra bianche, penso alla Deledda, penso a Giuseppe De Sì, penso al più grande romanziere che la Sardegna ha avuto finora, che secondo me è Salvatore Satta, Il giorno del giudizio. Noi non possiamo perdere questa ricchezza, perché dietro questa ricchezza che cosa c'è? L'identità. E questo è il criterio, oltre a quello estetico, con cui ho scelto gli autori. Mi hanno rimproverato di questo, che l'identità rischia di incatenarci al passato, rischia di incatenarci alle tradizioni, rischia di incatenarci al locale. Per quanto riguarda le tradizioni, io credo che le tradizioni noi non dobbiamo considerarle come cenere da venerare, ma come fuoco che mette in moto progetti per il presente e per il futuro. Riguardo all'incatenamento rispetto al passato e al locale, rispondo come rispondeva Giuseppe De Sì. Quando gli si chiese come mai parli sempre di Norbio, che poi è Villacivro, poi è Bida Braigara di Cicitu Masala, è Fraus per Giulio Angioni, è Basciura per il teatro di Garau. De Sì rispose: io parlo di Norbio e di Villacivro, comunque sempre della Sardegna, perché, sentite tutti gli elementi neuralgici, Einstein, Merleau-Ponty, Spinoza, Leibniz, Honoré del Balzac mi hanno insegnato che ogni punto dell'universo è il centro dell'universo. Ecco perché
io ho parlato sempre della Sardegna. Nessuna chiusura, nessun incatenamento al passato, ma il passato sepolto, interrato, noi dobbiamo disseppellirlo. E concludo con alcune cose che mi sono scritto testualmente, ve le leggo, perché non voglio saltare manco una parola, anche per fare più in fretta, perché ci chiedono la sala. Questi 2 volumi raccontano attraverso i nostri uomini di valore del Gabbale, valenti, soprattutto il passato, ma nessun ripiegamento nostalgico o risentito verso il passato, ma il passato sepolto, nascosto, rimosso. Si tratta prima di tutto di dissotterrarlo e conoscerlo, perché diventi fatto nuovo, che interroga l'esperienza del tempo attuale per definire un orizzonte di senso,